Eder. Mac. Pallister. Ma che paese è il nostro? Nessun rispetto per Liliana, per le legittime aspettative dei familiari, per le loro istanze di verità e giustizia. Un anno fa iniziava il nuovo accertamento medico-legale, ad oggi nessuna risposta. Nel giugno 2023 veniva accolta l'opposizione ad una inconsistente richiesta di archiviazione, ad oggi nessuna risposta. Cara Liliana, se puoi perdonarli. In una tragica scoperta avvenuta a Montignoso, una tranquilla località in provincia di Massa Carrara, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di un uomo e di una donna, entrambi di 80 anni, all'interno della loro abitazione. Attualmente, le autorità si stanno concentrando sull'ipotesi di un omicidio-suicidio come possibile causa del decesso. Non appena la situazione è stata segnalata, i sanitari sono giunti prontamente sul luogo, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi gli anziani. Contestualmente, i carabinieri sono intervenuti per condurre un sopralluogo dettagliato nell'abitazione, al fine di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica degli eventi. Le indagini sono in corso per determinare con precisione le circostanze che hanno portato alla morte dei due anziani. E gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi possibili per fare luce su questo tragico episodio. La comunità locale è sotto shock per l'accaduto, mentre si attende che ulteriori dettagli emergano dalle indagini in corso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.